Una distesa di fiori, quasi a voler coprire i segni lasciati dalla BMW che qui sabato notte ha finito la sua corsa. Intorno alcune candele, rose, orchidee per Barbara Brotto ed Eralda Spaillari, le due giovanissime che hanno perso la vita nello schianto. E poi tanti messaggi. Un'amica che tutti vorrebbero, che non si fermava davanti a niente, con tanti sogni da realizzare, si legge in un biglietto. In un altro l'addio delle amiche ad Eralda. Sei sempre stata e sempre rimarrai una persona decisa, determinata, pronta ad aiutare nei momenti più difficili, con il tuo carattere forte. Incontriamo due signore, non conoscevano i quattro ragazzi, ma hanno deciso di raggiungere via Sant'Antonino per sistemare i mazzi di fiori e fare una preghiera. I giovani che oggigiorno spesso vanno a finire così, ci fa tanto male. Per Gorgo al Monticano, Oderzo, Ponte di Piave, questi sono giorni di dolore, di silenzio, quel silenzio che avvolge le famiglie delle due ragazze, ma anche quelle dei loro fidanzati di 18 e 19 anni, di Motta di Livenza e Pravis Domini, rimasti gravemente feriti nello schianto. Nel Pordenonese il padre del ragazzo alla guida della BMW non ha voglia di parlare, dice solo che pensa al figlio grave in un letto d'ospedale. E poi ci sono i messaggi lasciati dai titolari dei due locali nei quali le ragazze lavoravano. La pizzeria rimarrà chiusa per una grave perdita di una nostra cara collega e amica, recita il cartello appeso oggi all'esterno del ristorante Costa Azzurra di Ponte di Piave, dove Eralda faceva la cameriera. Barbara invece lavorava in una pizzeria di Gorgo al Monticano, ieri chiusa per lutto, come spiegato in un post su Facebook con l'addio alla 17enne. Eri un angelo in terra, ora lo sei in cielo. Prima di questo impiego la giovane di Oderzo aveva svolto tra luglio e settembre 2022 uno stage estivo alla cooperativa sociale I Tigli, dove la ricordano come una ragazza discreta, educata, che aveva eseguito in modo rigoroso le mansioni affidate. In via del Chilo a Negrisia, dove Eralda viveva con i genitori e i due fratellini, veniamo accolti da un familiare. Si scusa ma non riesce a parlare, una mano sul cuore, il dolore è troppo forte, sussurra. Purtroppo, non so se mi capite, ma non sono in grado di dire niente. Questa mattina qui è arrivata per esprimere ai genitori di Eralda la vicinanza di tutta la comunità anche la sindaca Paola Roma, all'uscita visibilmente scossa. Abbiamo dato la massima disponibilità da parte nostra, di tutta l'amministrazione, proprio per quello che sia possibile fare in questi casi e quindi dare il nostro supporto. Qualsiasi cosa, la famiglia doveva sapere che la comunità era vicina e qualsiasi cosa di cui hanno bisogno noi siamo qui a disposizione, perché chiaramente il dolore è molto grande e quello che possiamo fare siamo qua per poterlo fare. Sicuramente all'inizio con quello che sarà necessario, ma anche poi successivamente, perché chiaramente sono lutti, sono drammi familiari dei quali ovviamente dovremo anche prenderci cura, soprattutto anche del dopo.